C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati, un nuovo appuntamento con Centro Anch'io. In apertura vi raccontiamo il quartiere di Folzano. Folzano è il più piccolo dei 33 quartieri di Brescia, situato nella zona più a sud del comune, accoglie all'incirca 1700 anime. Immerso nel verde, circondato da campi coltivati dalle aziende agricole locali, ospita una comunità fervida ed unita. La chiesa parrocchiale del Settecento unisce caratteristiche barocche, rococò e neoclassiche ed è stata oggetto di importanti restauri tra il 2008 e il 2010. I folzanesi sono orgogliosi della loro chiesa. Sull'altare principale ospita un'opera d'arte di eccezionale importanza, una pala d'altare raffigurante Papa Silvestro, patrono di Folzano, nell'atto di battezzare l'imperatore Costantino, opera del pittore veneziano Giovanni Battista Tiepolo. Fu dipinta a Venezia nel 1757 ed arrivò a Brescia 2 anni dopo. Scapà il mal, sperambe, pote sape quel che potrebbe essere una filosofia di vita. E continuiamo le nostre simpatiche interrogazioni. Guardate che bella compagnia, Fedora e Vinicio. Siete fiorentini? Leccesi. Avessimo beccato un fiorentino oggi, nessun toscano, nessun fiorentino. Vabbè, è bella così perché Firenze, insomma, si viene a visitare da ogni parte del mondo. Allora, senti Fedora, interrogo te. Tu riesci a leggere qualcosa? Cosa capisci? Cosa sai leggere? Scapa il mal, Bene, bravissima, va adagio che va bene. spera in me, Brava! pote ciapè, No, ciapet. pote ciapet, No, non c'è ciapet. ciapet, Kel? che. Brava, non pensa male, questa ciapet non è una cosa brutta. Allora, scapa el mal, cosa hai capito? Scappa dal male, Brava, spera embe. spera in bene, Questa è una difficiletta, pote ciapet che. poi ti prendi quel che c'è. Ragazzi, questa me l'ha inanellata tutta giusta. Sì, ma Vinicio, ma Fedora è stata bravissima. È vero questo? Scappa dal male, spera nel bene e poi prendi ciò che viene. Ok, È vero, no? è vero. Ce n'è proprio bisogno di tanto bene. Soprattutto adesso. Guardate qui che bello, Cristian, Elena, Sara e Nicolò, una bella famiglia, bravi, che fate una vacanzina qui a Firenze? Vacanzina a Firenze. Tutto bene, sì? Tutto bene, Vetrine interessanti, shopping interessante? molto, mangiare molto, molto buono soprattutto. Perché non si parla di Bolubetti, bisogna parlare di vetrine con la voglia. Anche musei molto interessanti. Beh, sì, insomma. E di dove siete voi? Treviso Pordenone. E come vi a metà strada? è famiglia larga. Bene, dai. Voi ragazzi, tutto bene? Bene, bene. Fanno camminare tanto mamma e papà? Sono io che faccio camminare loro. Ah, così si fa, ottimo. Allora, mo interroghiamo, vediamo quello che sanno del dialetto bresciano. Elena, scapa el mal. Prova a leggere un po' questo. Vai. Allora, scappa il mal, spera in be, pote ciapet quel che è. Sì, non è ciapet, ma è ciapet. Ciapet. Hai capito qualcosa? Allora, diciamo sfuggi il male, cerca il bene Sì! e poi prendi quello che viene. Ma sì! Brava! Ma ha vinto, no, non abbiamo premi da darle. Il marito dice ha vinto, non possiamo consegnarle nulla. Però è vero, scappa il mal, spera in be, pote ciape che è vero questo? Bene. Beh sì, insomma, bisogna sempre cercare di trovare il meglio in tutte le situazioni. Sì, e poi si prende quello che arriva. Esatto. Bene, ora destinazione dove? Proviamo con Palazzo Pitti qua. Sì, ok, vediamo se conosco qualcuno che può farvi aprire, vediamo un po'. Proviamo. Proviamoci. Grazie, ciao, buon proseguimento.